primo ospite in studio con noi è Raffaele Padrone, con il quale parliamo di truffe. L'abbiamo sentito prima, questa persona che purtroppo si è fatta spillare 50.000 euro in contanti da un truffaldino, ma ogni giorno ne arriva una nuova. Ne abbiamo sentita qualcun'altra qualche giorno fa sui rilevatori del gas. Poi ci sono quelli che vi dicono che devono venire a prendere i numeri dell'acqua all'interno della casa. Insomma, non passa giorno che purtroppo ci arriva una indicazione di questo tipo. Immagino che anche la polizia in qualche modo cerchi di dare dei consigli, soprattutto alle persone anziane che spesso si trovano da sole a casa con questi truffaldini che non guardano in faccia a nessuno. Purtroppo sì, il reato di truffa è un reato vecchissimo, no? Sappiamo, però in questi ultimi anni i dati rilevano che è un reato che è in esponenziale aumento, soprattutto nella nostra provincia e oggi in tutto il Friuli Venezia Giulia. Cioè c'è anche un'indagine di poco tempo fa dalla questura di Firenze, scusate, e dalla centrale operativa di Roma proprio sul Friuli Venezia Giulia. Purtroppo è un reato che è abbastanza complesso. Ricordo insomma un articolo 640 del codice penale, però non è questo che interessa. È molto complesso perché è un reato, direttore, che non si risolve prendendo l'individuo, il malfattore. Cosa vuol dire? Che se vengono in casa e vi raggirano e vi portano via, facciamo l'esempio, 1.000 euro, e la polizia dopo 10 minuti prende il malfattore, prende questo delinquente, comunque ha bisogno di una querela perché prosegue solamente per querela di parte, quindi non vergognatevi, perché molte volte anche gli anziani si vergognano di denunciare questi episodi. Invece non dovete fare così, dovete denunciare. E quindi diciamo che il reato, il poliziotto sequestra questo denaro, il giudice poi deve a sua volta, guardando poi la condotta di questa persona, può dare seguito al dissequestro del denaro sequestrato. Quindi non è come se vi rubassero la macchina, la polizia ferma il malfattore, la macchina è vostra perché c'è una targa. Il reato di truffa è un reato molto complesso, quindi in ogni caso, quando qualcuno, e questo penso sia la domanda poi del direttore, se mi permette, i consigli, se qualcuno viene in casa, suona il campanello e dice che è in borghese, siamo della polizia, chiamate il 113, siamo dei carabinieri, chiamate il 112, cioè non vergognatevi di chiamare, avete mandato voi dei poliziotti, cioè nessuno viene a chiedervi del denaro in casa, nessuno vi chiede del denaro in istituzione, nessuno vi dice che avete delle bollette in sospeso e dovete pagare, nessuno lo può fare, ma nessuno lo fa. Quindi diciamo che il reato di truffa purtroppo viene attuato dove? Lì nelle persone anziane. Allora bisogna fare appello ai nipoti, ai figli, quando è periodo di pensioni, andare a ritirare la pensione con la mamma, con il nonno, con il papà, fatelo, perché poi queste persone cosa fanno? Guardano, osservano, vi seguono e magari con una scusa vi chiedono del denaro indietro perché si sono sbagliati di darlo. Voglio dire, il reato di truffa è un reato molto difficile. Ripeto, perché non si ria il bene immediatamente, neanche se la polizia vi prende il malfattore subito. Quindi direi che magari ritornare uomo avvisato, mezzo salvato, ma credo che sia importante ritornare sull'argomento per dare degli avvisi sempre. Certo. Grazie quindi a Raffaele Padrone.